Amici di Sportisti, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Martino Ilardo di Lascari, provincia di Palermo e Lascari Cefalù Don Carlo Misilmeri, il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. Squadre in campo con il 4-3-3 di Giuseppe Vigneri, Crisafulli in porta, da destra verso sinistra Ventura Bonaccorso, Arena e Cristian Priola, centrocampo Mineo, Piraino e Sid Melendez, in attacco Cangelosi, Monaco e Corda. Risponde la Don Carlo Misilmeri con il 3-5-2 di Tommaso Napoli, in porta Zummo, in difesa Capozzucchi, Cosentino e Muzzo, in linea mediana Messina, Cerniglia, Romano, Mendola e Lavardera, in attacco Tripoli e Ricciulli. L'arbitro è Fabrizio Narcisi della sezione di Agrigento, assistito da Calogero Migliotto, anche lui di Agrigento. Il secondo assistente è Fabio Marino della sezione di Palermo. Tutti comodi, è iniziata Lascari Cefalù. Don Carlo Misilmeri si riparte dall'1-1 dell'andata. Al gol di Fazio ha risposto il pareggio del Misilmeri con Tripoli. Pallone lanciato in avanti a cercare il reparto d'attacco composto da Ricciulli e Tripoli, con la chiusura di Bonaccorso in fallo laterale. Lui che oggi torna a disposizione dopo aver saltato la sfida contro il Casteldaccia di domenica, vinta per 2-1, la prima vittoria storica nel campionato di eccellenza per il Lascari Cefalù, grazie alla doppietta in 5 minuti all'esordio per Gaetano Corda. Anche oggi dal primo minuto pallone per Monaco, lui che invece si è fatto espellere dopo 8 minuti dal suo ingresso in campo dalla panchina. Si è preso 3 giornate di squalifica, oggi ne può approfittare con questa partita in Coppa. La rimessa laterale con Ventura, la battuta è corta, Corda proprio lui prova a recuperare Lavardera all'ultimo tocco e di marca biancorossa. E si va con Ventura nuovamente, frenato sulla rimessa laterale, cerca sempre Monaco, prova il colpo di testa Piraino. Oggi è lui a prendere le redini del centrocampo a causa della squalifica di Palazzo. Per somma di ammonizioni riparte il Misilmeri con Lavardera a puntare Bonaccorso. Lavardera si infila, mancino direttamente fuori, primo spunto della partita con Ivan Lavardera. Nel Lascari manca Luso, che all'andata si è fatto espellere nel secondo tempo. Nonostante ciò il Lascari ha conservato il pareggio. Lascari che ha diverse assenze per infortunio, come quelle di Ferdinando Maniscalchi, di Portera, Punzi, Gatta, ci sono anche Praticò, Cinquegrani e Agnello fuori.
l'assenza degli ultimi giorni in casa Misilmeri, quella di Sheriff, oltre a quella di Tripiano, si è infortunato, era assente anche domenica quando il Misilmeri ha vinto 1-0 a Marsala grazie al rigore di Cernia. E infine dovrebbe essere disponibile oggi Damien Séné per l'attacco, dopo aver scontato la squalifica in Coppa, ma sembra che sia stato svincolato a causa del suo nervosismo, tant'è che si è preso il rosso sia in campionato che in Coppa. Pallone messo dentro da Lavardera, non va a trovare nessuno, riparte il Misilmeri con calma, con Romano che serve dietro Capozzucchi. Pallone ancora una volta verso Lavardera, copertura di Ventura, si va a prendere la rimessa dal fondo per Crisafulli. Si stanno giocando anche le altre partite per quanto riguarda questi ottavi di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. C'è già una prima qualificata ai quarti di finale, l'ACI Sant'Antonio, che settimana scorsa ha battuto la Leonfortese per 3-2 in casa. L'andata l'aveva vinta 4-2 al Comunale di Leonforte. Questo pomeriggio è iniziata alle 15 la sfida tra Castellammare e San Vito Lo Capo. Si riparte dal 2-2 dell'andata, anche se il San Vito si è portato in vantaggio con Calagna, dunque Castellammare 0, San Vito 1. Si sta giocando, come state vedendo, l'Ascari Misilmeri. In campo anche Athletic Palermo e San Giorgio Piana al Favazza di Terrasini. Qui il mancino fuori da parte di Mendola, prima grande occasione della partita con Luigi Mendola, che con la punta ha provato a battere Crisafulli per concludere il programma di oggi. Alle 16 inizierà Avola Leonzio, si riparte sullo 0-0, programma che finirà la prossima settimana con le sfide tra Vittoria Modica e Nebros Milazzo. Tabellone della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana che si divide in due, con le sfide tra le squadre del girone A e le sfide tra le squadre del girone B. Conclusione da fuori di Romano, oltre la traversa ci prova anche il giovanissimo mediano a disposizione di Tommaso Napoli, che quando può cerca sempre il suo primo gol, sia con la maglia del Misilmeri e sia tra i grandi. Nonostante già abbia diverse presenze, qui cercato Tripoli, Lavardera, pallone basso con Tripoli in fuorigioco, buona corsa lontana. Pallone in profondità verso Ricciulli, posizione regolare. Sterza, cross in mezzo di Messina verso la zona di Mendola. Libera tutto, buon accorso, già abbastanza impegnato. Rimessa laterale dunque per il Misilmeri, che già sta facendo pressione all'Ascari Cefalù. La rimessa è lunga, sponda quasi con il petto da parte di Cosentino, pallone fuori. Su Cosentino c'è una storia particolare legata alle sue presenze con la maglia del Misilmeri. Con questa partita sarebbero 100, anche se secondo la società le 100 sono state sorpassate alla fine della stagione scorsa, ma secondo gli archivi storici Cosentino raggiunge oggi la tripla cifra con i colori biancorossi. Arena, il capitano di oggi, anche perché Fazio
parte dalla panchina. Ci sono diverse novità sia da una parte che dall'altra. Occhio però al Lascari Cefalù che avanza con corda, allarga tutto da Mineo, non ce la fa. Il numero 7 su cui Vigneri sta avendo tanta fiducia in lui, classe 2007, mezzala di centrocampo. A disposizione in panchina per il Lascari alla prima convocazione ci sono oggi Boscarini per la porta, Miraglia arrivato dal Montelepre, Porru e Sisse, oltre a Dinotto, Enrico Maniscalchi, Pellerito, Fazio e Varvarà. Il Lascari stava andando alla conclusione, adesso è il Misilmeri a proporsi. La riparte nuovamente la squadra di casa con Ventura fermato senza fallo. Misilmeri che ha a disposizione Di Salvo per la porta, poi Longo, Locascio, Pellegrino, La Paglia, Adelfio, Riccardo Priola e Arrigo, anche lui alla prima convocazione stagionale. Muzzo dietro per Cosentino, adesso Sebastian Capozzucchi, arrivato dalle Michigan Stars dagli Stati Uniti, anche se in Sicilia ha già esperienze negli anni passati. Si gira a Tripoli che non si è accorto di essere lì da solo. Alla fine l'azione si spegne con la gestione di Lorenzo Crisafolli, che ha salvato la squadra all'andata con tante parate decisive. Sono state 5 le volte in cui è stato seriamente impegnato. Occhio al retropassaggio Crisafolli con freddezza da buon accorso, si gira Piraino nella zona di Arena. Dai tifosi qui presenti all'Ilardo gli viene chiesto di lanciare subito il pallone, va a prendere il centrocampo con Mineo, conclusione da fuori da parte di Corda che lamenta un tocco con il braccio da parte di un avversario. Tutto regolare secondo l'arbitro. Lascari che è arrivato agli ottavi tramite la qualificazione in seguito alla vittoria ai rigori contro la super giovane Castelbuono, 0-0 all'andata qui, vittoria per 5-4 dopo i tiri dal dischetto a Castelbuono. Qui praticamente un passaggio per Crisafolli, con Carlo Misilmeri che invece ha superato l'oratorio marineo, 2-0 in casa, 1-0 al ritorno, grazie alla punizione di Pellegrino sotto la traversa. Sid Melendez, debutto da titolare oggi per lui, arrivato dal Monforte San Giorgio, squadra del girone B di promozione. L'anno scorso si è messo in evidenza con la maglia del Gioiosa in quello stesso campionato, ha sfiorato sul campo il salto in eccellenza dopo la finale playoff intergirone persa a San Cataldo contro l'Avola. Gioiosa che alla fine è stato ripescato come il Lascari Cefalù, come ultima squadra disponibile dalla graduatoria ai danni del Bagheria per 20 centesimi, veramente di pochissimo. Rimessa laterale per la squadra di Vigneri, prova a girarsi Monaco, vuole la deviazione, la ottiene, calcio d'angolo. Ventura è l'ultimo uomo nella difesa per il Lascari Cefalù, dopodiché tutti a saltare. Le indicazioni zoom
stato scavalcato da Di Salvo nelle gerarchie di campionato. Pallone in mezzo, esce Zummo con i pugni. Nonostante la maggiore esperienza per il classe 93, lanciato in posizione regolare Lavardera, c'è il tocco con la mano di Piraino e c'è anche il cartellino giallo per il mediano di oggi delle Lascari Cefalù. Primo ammonito del match con Salvatore Piraino, classe 2007. E calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri. Ha raddoppiato il San Vito Lo Capo sempre con Calagna. Castellammare 0, San Vito 2. Dunque punizione interessante per il Misilmeri. 3 in barriera per Crisafolli. Sale anche Monaco. Praticamente tutto il Lascari in difesa, anche se c'è un giocatore che si va ad allontanare, si va a posizionare nella fascia mancina. Batte Lavardera, super intenzionato a puntare la porta. Parte Lavardera sulla barriera, pallone che torna a Romano, calcia anche lui viene bloccato. Cross in mezzo, si vuole qualcuno, Ricciulli, tiro deviato, calcio d'angolo. Tentativo multiplo per il Misilmeri, adesso la chance dalla bandierina. La traiettoria in mezzo, Crisafolli smanaccia, il pallone rimane nell'area piccola. La va a recuperare Arena, che sterza ai danni di Muzzo. Di testa Lavardera, si va a prendere il fallo e il calcio di punizione. Primo quarto d'ora superato, sempre 0-0, sempre 1-1 nel totale. In caso di parità, calci di rigore. Non vale più da quest'anno la regola dei gol in trasferta a decretare la qualificata al turno successivo. Tutto equo da quest'anno, non si passa neanche per i tempi supplementari. Viene chiesto l'intervento dalla panchina per Ventura, che ha subito uno scontro poco fa. Anche lui ha fatto parte del gruppo di infortunati delle Lascari Cefalù. Si è ripreso però in tempo. E infatti proprio questo qualche tifoso dice dalla gradinata a cielo aperto del Martino Lardo: abbiamo troppi infortunati, riferendosi alla Lascari Cefalù. Oggi c'è anche un po' di turnover con Sid Melendez in mezzo al campo. C'è il debutto da titolare per Cangelosi in attacco. È rientrato proprio domenica contro il Casteldaccia, è rimasto in panchina, tra i pochi confermati dell'anno scorso, cui Lascari ha raggiunto il quinto posto nel girone B di promozione. Proprio quello che ha giocato Sid Melendez l'anno scorso. Proprio lo spagnolo, classe 99, tocca questa palla, la riprende il Misilmeri, cercato Tripoli, anticipato, si ritorna da Cernia. Adesso la rimessa per il Lascari. Piccio! Messina
lo scambio, poi il lancio lungo a trovare la testa di Ricciulli, colpo di testa di Bonaccorso un po' lieve, retropassaggio di Ventura, mettere i brividi alla difesa del Lascari che adesso si sistema di nuovo. Sid Melendez subito attaccato da Ricciulli, la riprende Tripoli, mette a sedere Crisafulli, il gol dell'1-0 del Misilmeri, ne approfitta Silvio Tripoli che si conferma il bomber di questa squadra. Sono 4 gol in stagione, 3 in Coppa per l'ex Nissa. Un pallone che ha tentennato nella difesa del Lascari, ne ha approfittato Tripoli, dunque 1-0 Misilmeri, 2-1 nel totale. Il rilancio di Crisafulli, non troppo lontano questo pallone. Ventura mette fuori Alberto Cossentino. Ventura, battuta la rimessa, il tocco di corda, Sid Melendez, c'è anche la Vardera, va a riprendere però il Lascari con Piraino. Ventura, cross ribattuto da Mendola, il pallone resta lì, non l'allontana totalmente Musso con Romano, riparte questa azione, la Vardera stava per lanciare Tripoli in profondità, alla fine ha scelto Ricciulli, tacco di Ricciulli per la Vardera, dal lato corto dell'area il cross ribattuto da Piraino, calcio d'angolo per il Misilmeri. Approccio buono per la squadra di Napoli. Che sta creando la Vardera dalla bandierina, il pallone in mezzo, Crisafulli smanaccia e per Cristian Priola incontra però Romano, allora va a lui Ricciulli, Romano, area di rigore, esce Crisafulli, c'è fuori gioco segnalato dall'arbitro e dai suoi assistenti. Si riparte dunque con una calcio di punizione per il Lascari, che in campionato attualmente si trova al 12° posto. Una vittoria, quella di domenica contro il Casteldaccio, poi un pareggio e 2 sconfitte. Misilmeri invece che si trova più su 2 vittorie e 2 sconfitte per un 9° posto. C'è equilibrio anche nei gol fatti e subiti, 3 da una parte, 3 dall'altra, Coppa ovviamente esclusa. Fallo e punizione. È caduto Cerniglia prima del calcio di rigore trasformato a Marsala, non segnava da 2 anni. Eppure domenica scorsa ha deciso una trasferta difficile. Sul punto di battuta la Vardera più indietro, c'è Mendola più avanti, anche se adesso dietreggia anche lui, solo che sembra
Romano più intenzionato a calciare col mancino. Mendola si allontana anche la Vardera, allora calcerà Romano. Barriera a 4 stavolta per il Lascari. Parte Romano, largo questo pallone. Sicuramente cercava altro nelle classi 2005. Pressing altissimo del Misilmeri quando il Lascari imposta da dietro. Proprio per questo motivo il Lascari ha subito il gol segnato da Tripoli. Sale il Misilmeri, Cerniglia allarga per Ricciulli, cross in mezzo, deviazione, il pallone arriva dall'altro lato con la Vardera, centrale per Crisafulli. Il pallone messo fuori. La Vardera rimessa lunga di testa Bonaccorso, da dietro Romano col mancino, eccolo qui il primo gol tra i grandi di Giuseppe Romano, il 2-0 del Misilmeri, l'ha cercato da 3 stagioni e questo è il suo momento. Pallone che gli è capitato benissimo, dedica speciale e Misilmeri che si porta sul 2-0. Un colpo perfetto, ha capito i tempi, la giusta potenza per il raddoppio della squadra di Napoli. Cercato Monaco, di testa Muzzo, poi Romano, addirittura in rovesciata con la schiena cadendo, Ventura si prende il fallo. Finta per Ventura nella battuta della punizione, il pallone passa ma risponde Santiago Muzzo. Ancora Ventura, ancora Muzzo, in testa Sid Melendez a rischiare il colpo in faccia da Cerniglia con la gamba lunga. Ricciulli, doppio palleggio, la va a riprendere il Lascari con l'apertura da parte di Cangelosi, si va a prendere il fallo. Battuto il calcio di punizione, Lascari però trova subito Mendola. Piraino, pressato ancora dall'ex Palermo. Traiettoria strana per Cristian Priola. Il pallone è uscito. Ricciulli, la tocca a lui, c'è tanto traffico a centrocampo, poi si libera tutto per far arrivare alla Vardera. La sfera, il cross in profondità di testa Arena, poi Tripoli, ribattuto subito. Ma in anticipo Capozzucchi, scambia con Cerniglia, pallone lungo per Tripoli, esce Crisafulli. Tripoli comunque ringrazia il compagno, azione costruita da parte del Misilmeri.
arriva qui dopo le 2 vittorie nel campionato che sono arrivate di fila e per 1-0, prima con il Gela, poi come detto contro il Marsala. C'è anche il fattore clean sheet senza aver subito alcun gol. Qui fermato Mendola con un intervento regolare, pallone lungo di Cangelosi, lo va a riprendere Arena, c'è il fallo di Mendola, punizione. Battuto subito il calcio di punizione, non ci può arrivare mai Ventura, pallone buttato. Capozzucchi, Recciulli di testa in anticipo sull'avversario, prolungamento di Tripoli, fuori gioco per Messina. Buon accorso. Pallone troppo lungo per Ventura. Nuova rimessa dal fondo. Questa qui non è la prima stagione in cui si affrontano Lascari e Misilmeri. Prima sfida nella stagione 2017-18. Nel girone B di promozione, anche in questo caso citiamo questo campionato, 0-0, era il giorno 8 di ottobre del 2017, poi al ritorno il Misilmeri vinse per 1-0 grazie al gol di La Barbiera, e poi la sfida d'andata di questa Coppa di Eccellenza finita 1-1. Buon accorso in anticipo su Tripoli. Muzzo, spallata di Tripoli verso l'interno, se la cava Corda, cerca il passaggio, l'attaccante arrivato dalla Marsala. C'è il calcio di punizione per il Lascari, ha subito fallo. Ricciulli, la tocca lui per far ripartire i suoi, fermato però il Misilmeri con Tripoli che se ne stava andando. Intervento da dietro su Mineo da parte di Lavardera, sanzionato dall'arbitro con questa spiegazione. La batte Arena questa punizione. Buon accorso. Arena. Buon accorso. Sid Menendez per Mineo. Ventura che ritorna nella linea di centrocampo. Ancora Sid Menendez. Gira tutto dall'altro lato per finire nuovamente in difesa. Arena. Mineo in controtempo. Ventura non può prenderla. Lavardera con calma
da Capozzucchi. Adesso Romano cerca Mendola, di testa Ventura, la Bardera, scontro con Mineo, chiede scusa l'esterno della Misilmeri anche allo stesso centrocampista delle Lascari. Sta giocando di più la squadra di Vigneri in questi ultimi minuti, ma fa sempre fatica a creare qualcosa là davanti. Mendola, filtrante per Tripoli, a sfidare Bonaccorso. Tripoli, il pallone finisce fuori, rimessa per l'arbitro. Arena, Cristian Priola, Misilmeri che pressa da quel lato, ancora Arena, lancio lungo di Ventura, colpo di testa da parte di Monaco per darla dietro. Sid Melendez la perde, Tripoli cerca Ricciulli. Schierato in una posizione non sua, dato che lui è un esterno mancino, fa per lo più la seconda punta, che comunque può dare velocità in caso di contropiede. E anche Tripoli è una prima punta. Intanto con i suoi gol si sta rivelando importante per il Misilmeri. Misilmeri che aspetta il tesseramento di Abdoulaye Ba, classe 2002. Guineano, ultima esperienza all'Ossese, sempre nel campionato di eccellenza. Ci sarebbe Adelfio in panchina, ma è arrivato a stagione in corso, ancora con pochi minuti collezionati. Proprio con il Lascari all'andata ha fatto il suo debutto con la maglia delle Misilmeri. Crisafulli attaccato da Ricciulli. Arena in difficoltà perché c'è Tripoli, adesso Crisafulli con Ricciulli in pressione. Romano da fuori, addirittura doppietta per Giuseppe Romano. Lascari in bambola sulla linea difensiva, 3-0. Del Lascari serve necessariamente sistemare qualcosa all'intervallo. Altro gol subito per la stessa motivazione. Fase difensiva da rivedere. Dunque Romano 3-0, 4-1 nel totale. E quando non la puoi giocare giusto. Qualificazione
non totalmente ma quasi in cassaforte. Ci prova il Lascari con quel che può fare, quel che ha. Poche possibilità. Nel secondo tempo potrebbe esserci l'ingresso di Fazio, il capitano di Enrico Maniscalchi, che ha avuto la sua prima convocazione domenica, uno degli ultimi arrivati. Da capire anche il potenziale di Inza Sise. Pallone in mezzo, occhio al tocco di Bonaccorso, la prende Tripoli, passaggio per Mendola. La Vardera si accentra, calcia, pallone ribattuto ancora una volta. Calcio di punizione comunque preso dalla Misilmeri per la caduta a causa del fallo su Cerniglia. Punizione per il Misilmeri. Pallone lasciato al mancino di Mendola che finisce fuori. Arena. Colpo di testa di Muzzo, la prende Ventura, il tocco avuto da Corda. Romano, tacco di Cerniglia, lieve, adesso Ricciulli, c'è l'inserimento con contatto in area, leva via Sid Melendez. Il Misilmeri sa ripartire da dietro. Romano si gira molto bene, passaggio al limite per Tripoli, un po' sporcato dagli avversari. Allora Mineo incontra Muzzo, è sempre su, adesso Sid Melendez. Il passaggio per Corda, pallone che viene cercato da Cangelosi, troppo sul fondo. Manca il pallone. Quello lì se n'è andato evidentemente troppo in là nel nulla che circonda il Martino Ilardo di Lascari. Corda cerca Cangelosi, pallone troppo lungo, duello con Messina, non riesce a prendersi l'angolo, secondo l'arbitro. Il classe 2004 dell'Ascari. Mendola supera in velocità Mineo, adesso Tripoli contro Bonaccorso, si prende la rimessa l'attaccante del Misilmeri. Rimessa lasciata a Muzzo. Tripoli mette giù,
ancora Muzzo, passaggio per Lavardera, Tripoli tra le linee, Tripoli per Ricciulli, non calcia verso la porta, adesso pallone dietro per Lavardera, alto. Altruista Joao Ricciulli, che tra l'altro domani farà 25 anni, non ha preferito calciare. Pallone di corda, sempre verso la zona di Cangelosi, all'indietro Messina. Ancora l'ex Cus Palermo a duello con Corda, pure lui ex Cus Palermo. E si riparte da Arena. Pallone regalato però al Misilmeri che sale. Pallone girato dall'altro lato, Lavardera. Molto spazio a disposizione, cross in mezzo con il colpo di testa di Mendola che non c'è per pochissimo. Con questo risultato largo vogliono segnare un po' tutti. Ventura, stavolta c'è fallo su di lui, ma il Lascari stava rischiando ancora una volta in difesa. Una costante che rimane nella squadra di Vigneri. Ricciulli, fortunato, poi fa partire questo tiro, poco all'esterno, ha cercato l'incrocio più lontano. Arena, fallo di Ricciulli. Ci vuole veramente poco per mettere in difficoltà lì il Lascari. E il Misilmeri, conoscendo questa cosa, ne approfitta. Finisce il primo tempo, 3-0 secco per il Misilmeri qui a Lascari, Tripoli al 19esimo, e poi la doppietta di Romano al 25esimo e al 37esimo. Lascari che deve rivedere tante cose negli spogliatoi per poter salvare almeno l'onore. 4-1 per il Misilmeri nel totale, con questi quarti di finale che si avvicinano sempre di più. Noi ci prendiamo una pausa, un quarto d'ora, e torniamo per la ripresa. Siamo rammaricati perché oggi non abbiamo raccolto nulla, però dobbiamo analizzare anche tutti i 90 minuti. Abbiamo giocato più di 60 minuti un uomo in meno, e questo sicuramente ha pregiudicato anche magari la possibilità di raggiungere un risultato positivo. Però oggi penso che saremmo dovuti uscire tra gli applausi, perché abbiamo fatto un secondo tempo ottimo, direi. Abbiamo concluso più noi rispetto a loro, a parte il rigore, per un'ingenuità nostra, perché poi in fin dei conti nemmeno è stata un'occasione creata per loro meriti, ma un'ingenuità che però ci può stare.
il loro attaccante stava andando verso la bandierina o verso fuori, quindi lì non esiste andare scivolata, bastava accompagnarlo e finiva lì. Magari il gol lo potevano prendere in altri modi, ma sicuramente non in questo modo. Però dico, gli errori si fanno, li facciamo tutti, quindi oggi, martedì, analizzeremo la partita, gli errori fatti naturalmente, anche ciò che di buono è stato fatto, che credo che ci sia stato. Sicuramente grande cuore, grande grinta, grande voglia di rimontare questa partita. Sapevamo comunque che Misilmeri diciamo che è una delle squadre più attrezzate in questo campionato, quindi veramente c'è rammarico per non aver raccolto nemmeno un punto oggi. Siamo rimasti in 10 col Casteldaccio, abbiamo vinto la partita, oggi siamo rimasti in 10 e togliendo quell'episodio che ripeto è stato un errore che comunque è evitabile. Per il resto penso che non abbiamo demeritato, anzi forse abbiamo avuto più occasioni. Un fratello ha avuto due palle nette per fare gol, molto nitide, in una è stato bravo il portiere, si poteva fare di più. È stato un peccato, credo che se avessimo pareggiato non avremmo sicuramente rubato nulla oggi. Devo dire, il primo tempo siamo entrati un po' contratti, un po' paurosi, questo sì, onestamente i ragazzi magari sentivano molto la partita, il peso di incontrare una squadra che è considerata tra le migliori del campionato. Non abbiamo avuto un buon approccio sicuramente, ma ci sta capitando spesso, anche nelle altre gare è successa la stessa cosa, quindi sicuramente su questo bisogna lavorarci, bisogna capire il perché appunto non abbiamo quell'approccio, quella determinazione che poi dimostriamo di avere nei secondi 45 minuti. Da fare un plauso a questi ragazzi che hanno veramente lottato hanno buttato l'anima fino all'ultimo secondo. Il mister purtroppo è stato poco bene, sono problemi di salute, ha beccato un virus, l'ha messo a letto. Adesso notizie che abbiamo che c'ha credo la febbre, comunque questo virus lo ha debilitato, non poteva essere presente. Ha provato l'ultimo a cercare di venire, però poi alla fine ha buttato per rimanere a casa, non ce la faceva assolutamente. A Capitan Genese lo dovremo valutare con l'esame la prossima settimana, ma credo che sta meglio, sta lavorando a parte, credo che potrebbe anche essere presente per la prossima gara. Naturalmente aspettiamo anche l'esame diagnostico che dia la certezza del recupero completo. Come dicevo ai miei ragazzi, che oggi non era una partita di fioretto. Purtroppo il campo non lo permette ed è l'unico neo di questo stadio meraviglioso che ho dei ricordi bellissimi e delle annate bellissime, dove c'è stata anche una grande vittoria del campionato della Circolazione. E già era un problema anche negli anni 90 quando c'eravamo noi. Non so se si può fare in campo in erba sintetica, se si può fare in erba naturale nuovamente. E ripeto, già allora noi giocavamo molto sulla seconda palla con Borgia, perché non potevamo mai imbastire giocate dal basso perché ti saltava, ed è quello che ho detto ai miei ragazzi. Oggi non c'è giocata di fioretto, non c'è il bel calcio, non c'è. Oggi c'è una partita maschia, una partita che chi arriva prima sulla seconda palla ha buone possibilità di poter vincere, chi vince i contrasti in mezzo al campo ha buone possibilità di vincere. Noi siamo stati un po' più fortunati, abbiamo avuto anche delle palle gol, abbiamo concesso con un tiro da 30 metri e a loro dipende una traversa, però ho visto un Marsala Maidomo che poi del resto un po' rispecchia quello che è l'allenatore Totò Brucculeri, che oggi mi dispiace che non era presente, per cui è una squadra che è viva. Noi vogliamo divertirci, non siamo una squadra che deve vincere il campionato, però siamo lì a rompere le scatole sempre a tutti. E ripeto, oggi era una partita fondamentale perché se ricascavi un'altra volta è sempre un bel guaio, perché devi ripartire di nuovo da zero. Sono stati 3 punti importanti. Quello è stato una specie di tiro cross, ha preso una traiettoria totalmente diversa. Ti può dare quel segnale che se lo stai attento sull'arco dei 90 minuti può andare anche sotto o pareggiare la partita. Onestamente oggi volevamo a tutti i costi questa vittoria perché ti dà la possibilità di allungare in classifica, di lavorare in settimana, che abbiamo la partita di Coppa Italia, un ritorno Montellasca che non sarà nemmeno facile. Questi risultati ti portano anche entusiasmo, ti portano
a lavorare bene all'inizio della settimana, però fa parte anche del gioco che c'è sempre la squadra avversaria, perciò dobbiamo aspettarci anche che dall'altra parte vogliono o passare in vantaggio o almeno pareggiare. E il Marsala non è mai stato dove dovevamo arrotondare, non siamo stati bravi, perché fuori gioco di troppo che c'era, che se poi passi sul 2-0 è finita penso la partita. Però fino all'ultimo devo dire bravo ai miei ragazzi perché sono sempre stati sul pezzo per tutti i 96 minuti. Abbiamo avuto una piccola distorsione alla caviglia venerdì pomeriggio e non era della partita, e come sapete un paio di giocatori sono andati via al photo finish come Aziz, Touré, lo Iacono, Garofalo si era già accasato la settimana prima, per cui dobbiamo riguardare un po' quello che è il mercato e cercare di prendere degli elementi per adesso un po' tutta la squadra che sta venendo fuori e sta lottando pallone su pallone. Ogni partita ha la sua storia. La storia di Marsala con Carlo Visionari oggi era quella di lottare su ogni pallone ed è stato fatto, per cui la prossima non sappiamo che tipo di partita sarà. Tanto pensiamo al mercoledì, che sarà un'altra partita tosta di Coppa Italia, e poi pensiamo a quello che è il Casteldaccia, credo. Primo successo stagionale per i suoi ragazzi davanti al proprio pubblico, tra l'altro. Cosa le è piaciuto di più e cosa le è piaciuto di meno della prestazione dei suoi ragazzi contro un tenace Casteldaccia? Ma allora mi è piaciuta la stessa cosa di più e di meno, nel senso che mi è piaciuto tantissimo la nostra capacità di sofferenza dopo che siamo rimasti in 10 e dopo che abbiamo perso peraltro uno per infortunio e l'altro per espulsione, gli unici due attaccanti che avevamo a disposizione. Ma allo stesso tempo appunto non mi è piaciuto tantissimo il fatto che ci siamo abbassati troppo nel finale, anche in 10 forse avremmo potuto gestire un po' meglio qualche pallone e magari soffrire meno. Però insomma la partita era importantissima, oggi era uno scontro davvero, come si dice, da dentro fuori, nel senso che i 3 punti in realtà probabilmente valevano 6. Quindi averli conseguiti sicuramente ci dà fiducia, ci dà entusiasmo per il proseguo del campionato e soprattutto mi dà da pensare che comunque questa squadra è proprio nel momento di crescita che io immaginavo. La resilienza è una caratteristica fondamentale. Si è data una spiegazione per quanto concerne il gran numero di giocatori disponibili? Ma io devo dire una cosa, molto spesso si cercano delle risposte scientifiche o logiche, in realtà probabilmente è semplicemente frutto del caso. Ce ne succedono davvero di tutti i colori perché insomma Gambino infortunato, avevamo già fuori Maniscalchi, adesso Monaco ha preso il rosso, quindi davvero nel reparto avanzato saremo decimati. In più abbiamo avuto indisponibili per lungo tempo gente come Punzi, gente come Arena, tra l'altro Punzi è ancora fuori. Io credo che molto spesso spiegazioni logiche non ce ne siano, ma bisogna semplicemente accettare il fatto che il caso vuole questo. Un'impressione sul nuovo acquisto Gaetano Corda? Sì, Gaetano lo abbiamo portato a casa praticamente nella giornata credo di giovedì sera, si è allenato con noi soltanto venerdì, però io avevo capito insomma che poteva darci una mano fin da subito, quindi non ho esitato a buttarlo subito in campo. Abbiamo cercato nel giro veramente di 24 ore di dargli quei 3-4 concetti fondamentali per poter giocare con la squadra, perché noi non vogliamo mai improvvisare nulla e non vogliamo affidarci diciamo al pressappochismo, quindi abbiamo davvero inculcato quei 2-3 concetti che sono serviti poi a fargli giocare una partita diligente, e lui ci ha messo il suo con la sua qualità e la sua dote balistica. Infine un pensiero sul prossimo avversario, che sarà tra l'altro sempre qui, che verrà a trovare i propri ragazzi, la Don Carlo Misilmeri. Un pensiero sul prossimo avversario. Misilmeri viene da un periodo adesso positivo, insomma domenica ha battuto il Gela, non so in realtà il risultato odierno, però ha cambiato anche diversi giocatori, quindi troveremo anche una squadra diversa rispetto a quella di 7 giorni fa. Dobbiamo essere bravi, concentrati, pensare che la Coppa è un obiettivo, perché comunque noi non dobbiamo indietreggiare di fronte alle ambizioni, ma dobbiamo cercare di porci dei traguardi importanti. Poi è chiaro che siamo anche consapevoli del fatto che il Misilmeri è una squadra con un certo budget e noi invece siamo una neopromossa, anzi una ripescata, quindi davvero l'ultima arrivata, per cui servirà rispetto, umiltà
e servirà continuare lungo questa strada delle idee e allo stesso tempo anche della capacità di sofferenza.
È iniziato il secondo tempo di Lascari Cefalù Don Carlo Misilmeri, 3-0 per gli ospiti dopo i primi 45 minuti grazie al gol di Tripoli e alla doppietta di Romano. Qualificazione quasi conquistata per il Misilmeri, che viaggia sul 4-1 nel risultato totale, dato che l'andata è finita 1-1 tra le due squadre che hanno fatto cambi. Adesso faremo un recap con l'ingresso di Pellegrino nella Misilmeri, triplo cambio per Vigneri, che sta facendo debuttare 3 dei 4 nuovi arrivi, ovvero Miraglia, arrivato dalla Montelepre, Porru e Inza Sissé. Vedremo se sapranno cambiare la partita. È entrato anche Enrico Maniscalchi, dunque sono 4 i cambi che ha fatto Vigneri nel corso dell'intervallo. Enrico Maniscalchi è entrato al posto di Arena. Miraglia al posto di Ventura, mentre Sissé al posto di Cangelosi e Porru al posto di Mineo. Questi 4 cambi di Giuseppe Vigneri. Un Lascari che ha concesso i suoi gol a causa di impostazioni dal basso tutt'altro che perfette. Hanno fatto le fortune della Misilmeri nel primo tempo, nonostante ci siano state diverse occasioni per ampliare, grazie alla costruzione del gioco, questo vantaggio. Ci ha messo del suo anche l'avversario. Dagli altri campi San Vito avanti 3-1 sul Castellammare. Si sta giocando anche Accademia Trapani Unitas Sciacca. Poco fa il gol di De Castro per l'Accademia. Risultato sull'1-0. Qui il fuorigioco del nuovo entrato Riccardo Pellegrino. Mendola vuole il cross, respinto. È uscito Mendola
nel Misilmeri. Lui è tra quelli che ci ha provato nel primo tempo. Pallone in mezzo, arriva Bonaccorso di testa. Spostato con il corpo Monaco. C'è però la salita in fascia. Fermata dall'uscita del pallone. Athletic Palermo avanti sul San Giorgio Piana per 1-0. Lanciato Messina, posizione regolare, si va a scontrare con Bonaccorso, tutto ok secondo l'arbitro. Pellegrino che sta facendo l'esterno alto a sinistra, sembra un po' aver cambiato qualcosa a Napoli dal punto di vista tattico. Attenzione al colpo di testa lieve per Zummo. In zona c'era Porru, classe 2008. Lo facciamo un recap delle due formazioni per quanto riguarda questo secondo tempo. Crisafulli in porta per il Lascari Cefalù, Miraglia, Bonaccorso, Enrico Maniscalchi e Priola in difesa, Porru, Piraino e Sid Melendez a centrocampo, Cissé, Monaco e Corda in attacco che però viene mosso dal Misilmeri. Il tiro di Messina fuori. Misilmeri invece con Zummo in porta, Capozzucchi, Cosentino e Muzzo in difesa. A centrocampo ci vanno Messina, Cerniglia, Romano e Lavardera. A questo punto Pellegrino, Tripoli e Ricciulli in attacco. Pallone in mezzo, Crisafulli in due tempi. Eccolo qui, Zaha Cissé che perde subito palla. Tra le 4 novità di Vignari oggi, assieme a Porru, Miraglia, che sono entrati, assieme al secondo portiere di oggi, Leonardo Boscarini. Qui Enrico Maniscalchi, che prende il calcio di punizione. Pensavamo nel primo tempo a un suo ingresso in campo dalla panchina. C'è stato, dato che si tratta degli ultimi arrivi nelle Lascari Cefalù per sopperire alle tante assenze di questo periodo che non stanno agevolando questo inizio di stagione per la squadra di Vigneri. Monaco si allunga un po' di troppo il pallone sul mancino, tant'è che arriva Zummo. L'avanzata era buona, palla al piede. Poi nel momento in cui si è andato ad allungare il pallone, le cose si sono complicate fino a perderlo del tutto. Il giocatore del Misilmeri è rimasto giù. Si tratta di Capozzucchi. Napoli che per tutto il secondo tempo avrà un solo cambio a disposizione. Ovviamente questo è Vigneri. Napoli che di solito li spalma nel corso della ripresa, con il salvo per la porta a disposizione assieme a Longo, Locascio, La Paglia, Delfio, Riccardo Priola ed Arrigo. Nelle Lascari potrebbe entrare uno tra Boscarini per la porta, oppure Di Noto, Pellerito, Fazio e Varvarà.
Capozzucchi dietro per Romano. Oggi per lui i primi 2 gol della sua carriera tra i grandi, cercati dopo 54 presenze, tutte con la maglia del Misilmeri. Fallo con Messina a terra e punizione. Per la squadra di Tommaso Napoli. Sistema la barriera Crisafulli, ne ha messi 4. Calcia l'entrato dalla panchina, Pellegrino parte col mancino, respinto ancora Pellegrino al volo oltre la traversa, lui che decise il 16° di ritorno in casa dell'Oratorio Marineo proprio su calcio di punizione. Era il 91° sotto la traversa, gol bellissimo che decise quella partita. Oggi, ovvero poco fa, è andata diversamente, ma comunque ci è andato vicino al secondo gol stagionale. Rimessa laterale per l'Ascari Cefalù. Colpo di testa di una maglia bianco-rossa in zona. Pardon, non è stato Mendola a uscire, ma Lavardera. E infatti proprio per questo Pellegrino si è andato a sistemare sulla fascia. Si deve girare in fretta Cosentino. Zumo. Romano chiede palla a Messina. Adesso però si trova in posizione di fuorigioco, cerca di servirlo Cerniglia, davanti il portiere praticamente Tripoli, esce Crisafulli, è un passaggio alla fine con l'inserimento sul secondo palo. Scienza comunque importante per il Misilmeri. Chiediamo nuovamente scusa, non è uscito Lavardera ma Ricciulli per l'ingresso di Pellegrino, con Lavardera che è stato spostato praticamente più avanti in attacco. Sempre difficile individuare i cambi all'intervallo, complica la situazione il fatto che in eccellenza non ci sono, tranne casi rari, lavagnette luminose. O display. Crisafulli
Enrico Maniscalchi, lancio lungo, c'è stato però fallo, l'arbitro ha lasciato continuare l'azione, ci sarà punizione per il Lascari. Il fischio di Fabrizio Narcisi di Agrigento oggi assistito da Calogero Miliotto, anche lui di Agrigento. Il secondo assistente è Fabio Marino di Palermo. Altro fischio da parte dell'arbitro, a bordo campo si riscaldano le riserve del Misilmeri. Invece a ridosso dalla panchina delle Lascari ci si gioca il posto, dato che si potrebbe fare ancora una sola sostituzione. Cristian Priola per Cissé, cross in mezzo, cercava Corda che già si era inserito, infatti Cissé chiede scusa. Lascari che cerca di approfittare per questa costruzione dal basso un po' così del Misilmeri. Stavolta sono stati i biancorossi a sbagliare. Il Lascari si prende questa punizione da buona posizione. Batte Corda un po' da quella distanza, forse anche più lontano, ha segnato la sua doppietta al Casteldaccia, ma nell'altra porta rispetto a questa qui da attaccare. Doppietta all'esordio con la maglia della Lascari in 5 minuti. Barriera a folta per il Misilmeri. Quattro uomini. Parte Corda. Non inquadra lo specchio della porta. Capozzucchi dietro per Cosentino. Zummo, rinvio lungo. Giù Tripoli, tutto regolare. Enrico Maniscalchi pressato da Lavardera. Il passaggio per Bonaccorso non è preciso, l'attacco di Lavardera. Mendola, verticalizzazione per il mancino sul secondo palo di Pellegrino. Occasione per il Misilmeri. Ormai è un mantra per il Lascari soffrire quando l'azione riparte. Ancora Enrico Maniscalchi. Bonaccorso. La riprende il Misilmeri. Tripoli non riesce. Monaco sbaglia la misura del passaggio, finisce fuori.
Messina lotta assieme a Sisse, la va a recuperare assieme a Piraino e il pallone si butta fuori. C'è l'intervento dello staff medico del Misil Mary. Quinto cambio per Vigneri, esce Corda tra Varvarà esce invece dal campo Messina. Pallone consegnato a Crisafulli, rientra in campo Messina. Favardera interviene sul proprio avversario. Piraino, lancio lungo, risponde con sentino di testa. Su un aggancio di Tripoli, lotta ancora, c'è buona corsa in anticipo a Enrico Maniscalchi. Cerniglia, la prende lui, adesso si ferma, serve Messina. Capozucchi scambia con Romano. Muzzo, Mendola, lancio profondo verso Pellegrino, si riprova il passaggio, ma è complicato da quelle parti. Tacco, arriva Monaco, recupera la posizione Muzzo, lotta ancora il Lascari con Monaco, c'è il recupero di Romano, si va dall'altro lato, Cerniglia, pressato da Cristian Priola. Misilmeri torna in difesa, torna a giganteggiare in campo. Nessun controllo per Pellegrino. Il pallone finisce fuori. L'errore più che altro è del Lascari, che non sa approfittare della ripartenza. Cambio per Napoli, entra Longo al posto di Tripoli, un cambio in attacco. L'autore del primo gol che ha sbloccato la partita al 19esimo. Dentro Longo, classe 2007.
Tanto c'è la seconda qualificata ai quarti di finale e il San Vitolo Capo che ha battuto il Castellammare 3-2. Risultato totale di 5-4 tra andata e ritorno. Dunque il San Vitolo Capo raggiunge l'ACI Sant'Antonio, staccando il pass dei quarti. Romano. Messina in tempo per scambiarla con Cerniglia. Ancora Romano. Lancia dal cerchio di centrocampo. Occhio alla gestione di Miraia, che la mette fuori. Ha giocato 22 minuti con la maglia della Montelepre, inizio stagione. Tutti dalla panchina. Tra l'altro in due panchine, in due partite, entrambe di Coppa, quella di promozione. Oggi al debutto con la maglia delle Lascari, qui l'esterno sbagliato, e allora la squadra di casa riparte. Monaco contro Mendola, Monaco prova a mettere il corpo chiedendo anche il fallo. Qui la sgroppata di Lavardera che si sente trattenere da Bonaccorso, cartellino giallo per il difensore delle Lascari. Seconda moneta della partita, perché il giallo lo ha preso Piraino nel corso del primo tempo. Ultimi 20 minuti, anche meno, da giocare. Partita ampiamente decisa nel primo tempo. Vigneri ne sta approfittando per provare i nuovi arrivi. Già essere arrivati agli ottavi della Coppa di categoria, all'esordio nella categoria, l'eccellenza. È stato tanto, battendo il Castelbuono, la super giovane. L'eccellenza l'ha fatta anche l'anno scorso. Accoppiamento difficile questo qui contro il Misilmeri. L'eccellenza ormai risulta una squadra molto esperta, tant'è che ha sfiorato di vincere la finale playoff di girone contro l'Akragas un paio d'anni fa. Poi le forze economiche ridimensionate hanno portato a sua volta un ridimensionamento degli obiettivi. Giro palla che continua. Quello della squadra di Napoli, che nel prossimo weekend ospiterà il Casteldaccia domenica pomeriggio
Lascari che invece giocherà tra 3 giorni, sabato, in casa della Parmaval. Questi gli impegni per quanto riguarda la quinta giornata del girone A di eccellenza siciliana. Successo contro il Casteldaccia, che è arrivato in un periodo difficile per il Lascari a livello di calendario, avendo 3 partite in 7 giorni e con l'infermieria piena. Romano si avvicina con calma, il Misilmeri verso la porta di Crisafolli. Mendola, Muzzo, Cosentino, l'attacco di Sissé su Romano, è andato di rabbia il giocatore dell'Ascari addosso a Giuseppe Romano a causa della frustrazione di questo continuo possesso palla. Cross in mezzo, secondo palo, interviene Messina, anche Crisafolli. C'è stato anche l'aiuto della difesa con Cristian Priola, anche lui è arrivato da poco assieme ad Enrico Maniscalchi. Sì, ruba palla Romano. Muzzo, colpo di testa di Messina, Cerniglia non la controlla benissimo, Sissé la passa in tempo, c'è però la Vardera che se la sistema, stava andando in mezzo a 3 avversari, era totalmente circondato. Adesso ci pensa Muzzo a girare Pellegrino, praticamente un tiro fuori. Nonostante la larga vittoria, continua a guardare i suoi con attenzione Tommaso Napoli, pensa tanto invece Giuseppe Vigneri, si gira un po' continuamente verso la sua panchina. Era rimasto contento di aver vinto contro il Casteldaccio, uno scontro diretto tra 2 squadre che lotteranno per la salvezza. Oggi diversi passi indietro. C'è da considerare anche il minimo di turnover. Romano, cross profondo, si alza la bandierina, era uscito Crisafolli, stava andando a saltare Pellegrino.
Misilmeri prepara il terzo cambio con l'ingresso in campo di Adelfio. Enrico Maniscalchi cerca Monaco con questo lancio lungo, la prende Zummo. Lascari che un po' ha preferito giocare palla a terra. Da Maniscalchi sono arrivate queste possibili soluzioni senza trovare successo però. (5-3-2) in fase di non possesso per il Lascari Cefalù, con Porru e Monaco a comporre la coppia d'attacco. Sissé fa la mezzala a sinistra. La pressione di Sid Melendez su Muzzo. Lascari riparte dalla difesa. La suonata di Varvara. Pallone recuperato dal Misilmeri con Longo, entrato dalla panchina. Difende Enrico Maniscalchi. Facendo buona copertura si va con il cambio per il Misilmeri. Entra Adelfio. Esce Romano. Doppietta oggi. I suoi primi 2 gol della sua carriera tra i grandi. Dentro Adelfio. Un altro ex Cus Palermo in campo. Muzzo. Capozzucchi. Adesso la Vardera. Pellegrino. Tutto da capo. Anche per far stancare gli attaccanti delle Lascari. Per farli correre a vuoto. Ritmi che nel secondo tempo si sono notevolmente abbassati. Si va vicini al quarto cambio per Napoli. Proposta per il nuovo entrato Adelfio, pallone troppo lungo. Esce Costantino, entra la Paglia. E così debutta in stagione. Porteremo dolce, sempre grazie a mister. L'ultima parola è sua.
Presumibilmente potrebbe non esserci recupero, potrebbe esserci soltanto per i cambi che sono stati effettuati. La presa con il braccio qui Messina. Punizione per il Lascari. Già battuta. Piraino per raggiungere Varvara. Lancio verso Monaco. Il tocco di Muzzo. Sale adesso la Vardera, la recupera Sise. Lancio troppo lungo per Monaco. Sale anche la sfiducia completa per il Lascari. Si è seduto Vigneri. Verticalizzazione a cercare Longo. La presa Folli. Si va verso finali anche di Accademia Trapani Unitas Sciacca, Athletic Palermo San Giorgio Piana e Avola Leonzio, anche se quest'ultima partita è iniziata alle ore 16. Siamo nel cuore del secondo tempo. Oggi al Martino Lardo da segnalare la non presenza dei tifosi del Misilmeri, il gruppo organizzato. Di solito in trasferta si fanno sentire nel corso della partita. Oggi un po' di silenzio. Complice anche il giorno di mercoledì. Occhio all'Ascari. Porru si accentra, parte il suo destro, centrale per Zummo. Ci ha provato il classe 2008. Misilmeri che, a proposito di tifosi, gioca a porte chiuse per adesso. Verrà costruita la tettoia, quella che è adesso la gradinata a cielo aperto del Giovanni Aloisio. Neanche qui al Martino Lardo è presente una tettoia. Tra le altre cose, Sisse, un po' di fiducia per il Lascari. Monaco se la sposta ma la perde. In difesa non si è contenti. Ha sgridato i suoi Capozzucchi. La Paia allarga troppo per Messina.
Misilmeri che così conquista la sua terza vittoria consecutiva senza subire gol. Sono 5 quelli fatti nelle ultime 3 dopo il risultato di 1-0 sia in casa contro il Gela sia in trasferta a Marsala. Messina giù, nessuna irregolarità secondo l'arbitro, il pressing però è continuo da parte di Cristian Priola. Pellegrino aggancia, non ha corso, l'allunga, adesso Cissé. Monaco non vuole scontrarsi con Capozzucchi, poi prende il pallone, scivolata di Capozzucchi. Adesso ritorna da Zummo. Messina vuole dare il tutto per tutto in questi ultimi secondi. Il Lascari Cefalù, siamo dentro il tempo di recupero. La Paglia cerca qualcuno. Adelfio non la prende. Alzata da parte di Longo. Di testa Cerniglia per tornare da Capozzucchi. Innesto di esperienza, classe 95. Tornato in Sicilia. La Paglia. Messina. Verso il lato mancino, si prende la punizione ai danni di Cristian Priola. E potrebbe essere l'ultima azione del match. Batte la Vardera, barriera a 2. Parte il suo destro in mezzo, di testa Enrico Maniscalchi. Finisce qui il match del Lilardo, 3-0 per la Don Carlo Misilmeri contro il Lascari Cefalù. Misilmeri che vola ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana nel primo tempo. Decisivi Tripoli e Romano con una doppietta. Tanti errori in fase difensiva hanno compromesso la partita e l'Ascari la gatta cara con questa sconfitta. Avanti il Misilmeri che così conquista la sua terza vittoria consecutiva, non subisce gol neanche oggi nonostante il cambio del portiere. C'è stato di salvo in campionato. Zummo ha parato oggi. Gli applausi dei pochi tifosi arrivati da Misilmeri oggi, tra il centinaio di persone presenti oggi alla Martino Ilardo. Tante cose da rivedere per Giuseppe Vigneri. Si prende i saluti Alberto Cosentino, che in maniera insolita oggi è stato sostituito in vista del campionato. Nel prossimo weekend Parma Valle Lascari, sabato, tour de force che continua per la squadra di Vigneri. Misilmeri che ospiterà il Casteldaccia. È tutto dalla Martino Ilardo, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.